Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo vale per tutti i presidenti delle regioni autonome eletti a suffragio universale e diretto. Non lascia spazio a dubbi la pronuncia ad ampio raggio della Corte Costituzionale, che non si è limitata a cassare la legge statutaria della provincia autonoma di Trento, che ha innalzato da 2 a 3 il numero dei mandati consecutivi che possono essere svolti dal presidente della provincia, ma ha di fatto esteso il ragionamento anche a regioni come il Friuli Venezia Giulia, che attendevano l'effetto a cascata della pronuncia della consulta. Ha stretto giro il commento del più interessato in materia, il governatore Massimiliano Fedriga, il secondo mandato in carica, che non ha mai nascosto la sua intenzione di tentare il tris. No, non dice no al terzo mandato, dice che bisogna farlo attraverso norma nazionale. Quindi è esattamente quello che dicevo qualche giorno addietro, al di fuori della sentenza della consulta e prima della sentenza della consulta stessa. Ho sempre detto che per farlo serve un accordo politico, quindi se il Parlamento, adesso l'accordo fa chiarezza, cioè il Parlamento che deve decidere se vuole fare scegliere ai cittadini chi governa una regione o se vuole mettere limite per legge e non fare scegliere i cittadini, esattamente come era ieri e oggi, per noi cambia nulla, anche se potevamo farlo solo come regione. Doveva esserci un accordo politico, adesso l'accordo politico deve essere a livello nazionale, ma passava comunque di là. Va aggiunto che la Corte ha ritenuto illegittime le disposizioni impugnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione del divieto del terzo mandato consecutivo, costituente un principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in quanto tale vincolante anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali. Quanto alla possibilità però che il Parlamento legiferi in materia, magari esaurita l'onda emotiva delle regionali, dando nuovamente campo al terzo mandato. No, mi auguro che ci sia questa volontà, che non può essere solo di un governo, mi auguro sia di un Parlamento, perché anche qua una volta governa a sinistra, una volta a destra, quante regioni a destra, quante regioni a sinistra, allora si fanno calcoli opportunistici. Secondo me i margini esistono e sono positivi, è chiaro che però spero che lontano dal tornante elettorale si faccia un ragionamento scevro dall'opportunismo partitico.